terminata nel sacco, Matera in vantaggio. Con questo gol il Matera ha vinto il derby con il Potenza. È stata una vittoria fortemente voluta dai biancazzurri, che soprattutto nel secondo tempo hanno osato di più e alla fine hanno raccolto il giusto premio. Il derby lucano era molto atteso per tanti motivi, non solo di classifica, ma soprattutto per rivalutare una gara che all'andata aveva lasciato l'amaro in bocca ai materani per come era maturata la sconfitta. Grande applauso va alla tifoseria materana per lo scenario veramente spettacolare che ha saputo offrire all'inizio dell'incontro, con la tribuna dei distinti interamente di colore biancazzurro e con un immenso striscione che raffigurava l'antica città dei Sassi. Sulla curva rispondeva un numeroso gruppo di tifosi rossoblù che venivano irrimediabilmente sovrastati dal maggior tifo di fede biancazzurra. E passiamo alla cronaca. La fase di studio fra le due formazioni è durata una dozzina di minuti. Al 12° ci ha pensato l'ex Caputo a risvegliare l'incontro con un tiro dalla lunga distanza che si è stampato all'incrocio dei pali. Bruno ha poi sventato a pugni chiusi. Blanda la risposta materana al 18° con un tiro dalla tre quarti di Cicchetti alto sulla traversa di Sansonetti. Immediata la risposta rossoblù in veloce contropiede e con Bruno pronto a sventare la minaccia. Al 24° il Matera ha l'opportunità di portarsi in vantaggio. Tatti si invola verso l'area avversaria ma non si avvede di De Rosa liberissimo sulla destra e l'occasione sfuma. Al 27° Potenza in vantaggio, Caputo con un tiro dei suoi, complice la distratta difesa materana, beffa Bruno abbastanza sorpreso dalla conclusione. Al 32° Tatti ci riprova in giravolta su servizio di De Rosa, ma la sfera sorvola la traversa. Insiste il Matera ma corre qualche rischio in contropiede, poi la svolta della gara. Al 40° Spilli cerca di liberarsi in area, Garzieri lo mette giù e per l'arbitro De Santis di Tivoli è calcio di rigore. Precisa la conclusione di De Rosa per il pareggio del Matera. Sull'onda dell'entusiasmo, subito dopo De Rosa riprova dalla distanza costringendo Sansonetti a volare per la deviazione. Matera ancora vicinissimo al gol allo scadere, delizioso il servizio smarcante di Calegari per Spilli che a tu per tu con Sansonetti non riesce a deviare in rete. Nel secondo tempo Matera che si ripresenta più deciso in attacco e già al primo minuto De Rosa costringe all'intervento Sansonetti. Il Potenza si limita a controllare la gara, sembra pago del risultato e cerca di addormentare il ritmo della gara. Al 20° il Matera si fa nuovamente pericoloso su calcio di punizione di Landonio. Difettosa la parata di Sansonetti, ma nessun materano è pronto alla deviazione. Al 25° il Matera concretizza la sua pressione. Nuovo calcio piazzato dal limite, questa volta batte direttamente Spilli. La sfera carambola sulla schiena dei difensori della barriera e Sansonetti non riesce a recuperare il tempo per la palla che rotolava in rete. Grande tripudio sugli spalti e in campo per un vantaggio tutto sommato meritato. Il Potenza cambia la sua tattica e si catapulta in avanti, ma la difesa materana resiste a ogni tentativo d'assalto, chiudendo vittoriosamente il derby, proprio mentre i soliti facinorosi sugli spalti iniziavano a scambiarsi i soliti convenevoli poco graditi. Incominciavano a volare le pietre, i tifosi che entravano in campo, iniziano gli scontri uomo a uomo. Brutta chiusura per un derby che in campo ha rispettato i canoni di una gara di sport e che il Matera ha vinto con pieno merito di fronte a un Potenza che tutto sommato ha fatto la sua onesta gara e ha dovuto semplicemente accettare il risultato sul campo. Fino a martedì pensiamo al risultato di oggi e a godercelo. Quello che dobbiamo fare da qui alla fine è volta per volta pensare alla squadra da affrontare. Innanzitutto andiamo a San Benedetto con uno stato d'animo più tranquillo, un po' come è venuto il Potenza oggi qui da noi, senza patemi d'animo più per quanto concerne la classifica, ma ecco, consci e consapevoli che i risultati si ottengono quando ci si concentra come stiamo facendo nel girone di ritorno. Dopo quel gol del Potenza ci credeva in una vittoria ancora? Ma io sono convinto che c'è una grossa squadra, una squadra che a lungo andare riesce il gol a trovarlo anche in casa, specialmente quando di fronte si ha un avversario forte e blasonato come il Potenza di oggi, e l'ha dimostrato sul campo. Noi abbiamo vinto ma abbiamo sofferto perché di fronte avevamo una grossa squadra. Sapevo che i miei giocatori con quel gol subito si sono scrollati di dosso quel timore riverenziale che avevano nei confronti di una delle prime della classe, ed è stato secondo me a livello psicologico quel gol salutare. Potevamo
fare anche 2 gol nel primo tempo perché abbiamo giocato veramente alla grande. Niente, poi c'è stato questo rigore qua, inaspettato, che poi nel primo tempo secondo me doveva finire almeno 2-0. Ma sinceramente nel primo tempo devo dire che ha giocato solo il Potenza, secondo me. Il secondo tempo hanno giocato loro, però gli abbiamo permesso noi di giocare. Ho visto un Matera ben organizzato, però ho visto un grande Potenza oggi, almeno nel primo tempo. Caputo, un Potenza impeccabile fino al rigore, poi cosa è successo? È successo che abbiamo preso il gol del rigore, abbiamo perso un po' le staffe, quindi sono venuti loro fuori solo per quello. Gigi De Rosa, una vittoria nel derby vale qualcosa in più? No, è una partita secondo forse per le 2 città un po' diversa, ma per i calciatori è una partita come le altre, guai se non fosse così. Siamo andati in campo, tutti e due volevamo vincere la partita, ci è riuscito il Matera con un po' di fortuna, però sicuramente è stata una bella partita abbastanza tirata. Soltanto fortuna? No, fortuna, sono due buone squadre in campo. Noi abbiamo incominciato un po' contratti, non si riusciva a giocare. Infatti dopo il gol il Matera è cambiato. Non ci si riusciva a frasseggiare a centrocampo. Sicuramente il Potenza ci aveva preso bene le misure, pian piano stava venendo fuori e meritatamente secondo me è andato in vantaggio. Una buona posizione di Caputo e aveva creato alcune occasioni buone precedentemente. Poi abbiamo cominciato un po' a giochicchiare noi a centrocampo e siamo riusciti a... Spili è stato molto bravo sia nei rigori che sulla punizione, un po' fortunato nella punizione però molto bravo sull'azione del rigore, abbiamo pareggiato e poi abbiamo fatto un buon finale del primo tempo. Il secondo tempo è stato equilibrato, abbastanza equilibrato, solo che noi abbiamo avuto alle volte un po' la fortuna da parte nostra di far gol. Baglieri, la tua sostituzione è stato un episodio determinante nel gioco del Potenza? Beh, purtroppo avrei dato una botta sulla caviglia, quindi sono dovuto uscire. È stata una sostituzione forzata quindi? Purtroppo sì. Un commento sul risultato, qualcuno ha avuto da recriminare? Beh, direi di sì, dopo il primo tempo ho giocato direi brillante, dove abbiamo creato diverse occasioni. Purtroppo non siamo riusciti a concretizzarle nel migliore dei modi. Il Matera è parso svegliarsi soltanto dopo essere passato in svantaggio. Sì, effettivamente loro hanno avuto una reazione dopo il gol di Caputo, è normale, la squadra che gioca in casa, poi anche i derby sono fatti anche così. E direi che loro hanno avuto una reazione, hanno dato subito il gol prima della fine del primo tempo, pareva che dovesse volgere un po' più sempre a nostro favore. Purtroppo è un altro episodio al secondo tempo, su quella punizione che a mio avviso non c'era e loro hanno trovato un gol fortunoso.